Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Io non sono degno, al numero 118. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Papa Francesco spesso chiede preghiere per lui, di ricordarsi di pregare. Noi vogliamo farlo oggi giorno anniversario dell'inizio del suo ministero petrino nel 2013 come vescovo di Roma e pastore della Chiesa. Vogliamo pregare invocando lo Spirito su di lui perché possa continuare con fedeltà e con docilità allo Spirito questo suo prezioso servizio. Per noi chiediamo il perdono del Signore per celebrare degnamente questi santi misteri. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio misericordioso, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Nabucodonosor disse: È vero, Sadrach, Mesach e Abednego, che voi non servite i miei dei e non adorate la statua d'oro che io ho fatto erigere?
Ora se voi, quando udrite il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti musicali, sarete pronti a prostrarvi e adorare la statua che io ho fatto? Bene, altrimenti in quel medesimo istante sarete gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Quale Dio vi potrà liberare dalla mia mano? Ma Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re Nabucodonosor: noi non abbiamo bisogno di darti alcuna risposta in proposito. Sappi però che il nostro Dio che serviamo può liberarci dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto. Allora Nabucodonosor fu pieno d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di Sadrach, Mesach e Abednego e ordinò che si aumentasse il fuoco della fornace 7 volte più del solito. Poi ad alcuni uomini fra i più forti del suo esercito comandò di legare Sadrach, Mesach e Abednego e gettarli nella fornace di fuoco ardente. I servi del re che li avevano gettati dentro non cessarono di aumentare il fuoco nella fornace con bitume, stoppa, pece e sarmenti. La fiamma si alzava 49 cubiti sopra la fornace e uscendo bruciò quei caldei che si trovavano vicino alla fornace. Ma l'angelo del Signore, che era sceso con Azaria e con i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma del fuoco della fornace e rese l'interno della fornace come se vi soffiasse dentro un vento pieno di rugiada. Così il fuoco non li toccò affatto, non fece loro alcun male, non diede loro alcuna modestia. Allora il re Nabucodonosor rimase stupito e, alzatosi in fretta, si rivolse ai suoi ministri: non abbiamo noi gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Certo, o re, risposero. Egli soggiunse: ecco, io vedo 4 uomini sciolti, i quali camminano in mezzo al fuoco senza subirne alcun danno. Anzi, il quarto è simile nell'aspetto a un figlio di dei. Nabucodonosor prese a dire: benedetto il Dio di Sadrach, Mesach e Abednego, il quale ha mandato il suo angelo e ha liberato i servi che hanno confidato in lui. Hanno trasgredito il comando del re e hanno esposto i loro corpi per non servire e per non adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il suo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo Tempio santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Gloria e lode, gloria e lode, o Cristo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gli risposero: noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alcune persone vedono, e non sono poche, vedono la religione e il cristianesimo magari come una minaccia alla libertà, con le sue gerarchie, con i suoi dogmi. Ecco, la religione sembra togliere spazio alla disponibilità di sé della persona. Eppure Gesù, abbiamo sentito chiaramente, dichiara: la verità vi farà liberi. E poco dopo nel Vangelo, sempre di Giovanni, Gesù dirà di se stesso: io sono la libertà. Gesù spiega la radice della vera libertà. Abbiamo appena ascoltato: se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Significa che solo rimanendo legati, ecco, sembra paradossale, ma sempre legati a Gesù, fedeli ascoltatori e persone che vivono la sua parola, possiamo entrare in quella che San Paolo chiamerebbe la gloriosa libertà dei figli di Dio, perché è Gesù, è lo Spirito che riversa nei nostri cuori a liberarci anzitutto dal peccato e da tutto ciò che ci sminuisce e a metterci in grado di vivere come Dio vuole. Sempre Gesù diceva: qui fate le opere del Padre vostro. Ecco, vivere come Dio ci ha pensato, questo sarebbe il compito della vita. Seguendo lo Spirito,
Come dice sempre San Paolo in una delle sue lettere, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E in un'altra lettera individua nell'amore il principale frutto dello Spirito che agisce in noi. Scrive sempre l'Apostolo, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Ecco, questo è quello che produce dentro di noi lo spirito del risorto. Penso che siano anche le cose che ci auspichiamo di ritrovare in noi, che ci aspettiamo e ci auguriamo di trovare anche nelle persone che conosciamo. Allora la vera libertà non è semplicemente quella che purtroppo per alcuni basta. La libertà la libertà da qualsiasi impedimento, la libertà di poter solo fare quello che pensiamo. La libertà è libertà in positivo, libertà di amare, libertà di donarsi come Gesù si è donato a noi, come contempleremo la prossima settimana nel mistero pasquale. Allora la persona davvero libera è quella che è libera di amare guardando Gesù come Gesù ha amato. Ecco, Papa Francesco, qui, per il quale oggi preghiamo volentieri, commentava con queste parole questo tema importante: non c'è libertà senza amore. La libertà egoistica del fare quello che voglio non è libertà, perché torna su se stessa, non è feconda. È l'amore di Cristo che ci ha liberati ed è ancora l'amore che ci libera dalla schiavitù peggiore, quella del nostro io. La libertà guidata dall'amore è l'unica che rende liberi gli altri e noi stessi, che sa ascoltare senza imporre, che sa voler bene senza costringere, che edifica e non distrugge, che non sfrutta gli altri per i propri comodi e fa loro del bene senza ricercare il proprio utile. Insomma, se la libertà non è a servizio, questo è il test, se la libertà non è a servizio del bene, rischia di essere sterile e non portare frutto. Ancora una volta, ecco, la parola di Dio suona nuova e ha il potere di provocarci, di mettere in discussione tanti luoghi comuni. Ecco, questo è una vera l'inizio di una vera anche liberazione. Chiediamo al Signore di lasciarci convertire dalla sua parola. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva da queste mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, questo sacrificio che ci concedi di offrire in onore del tuo nome, e rendilo per noi sorgente di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome e sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,
i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Leopoldo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque, dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, Ottorino, Antonio, Guido, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarsi insieme a godere per sempre della tua gloria, e in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo,
per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore. Preghiamo. I santi misteri che abbiamo ricevuto, Signore, siano per noi medicina di salvezza, per guarire i vizi del nostro cuore e per confermarci nel tuo eterno amore, per Cristo nostro Signore. O Dio nostro Padre, in Cristo tuo Figlio, morto e risorto, hai redento ogni nostro dolore e hai voluto San Leopoldo paterna presenza di consolazione. Infondi nelle nostre anime la certezza della tua presenza e del tuo aiuto. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace e buona giornata. Ave Maria.
Sanctificame